Niente dà più soddisfazione di una scoperta o di un progetto portato a termine con le proprie capacità e con il proprio merito, in tutti i settori del vivere comune, dalla scienza all'arte al lavoro. Ma più ancora dell'orgoglio della scoperta è fondamentale il percorso che si fa per conseguirla. La fatica, l'ansia del raggiungimento del risultato, l'intuizione, la scintilla, l'attesa. La felicità consiste nel desiderio, nella preparazione, in quel tempo che avvicina e che macina e consuma. Anche la crisi finanziaria, economica, dei mercati nella sua tragicità sta producendo un risultato, quello di far ripensare ad un modello, quello di alimentare la voglia di riscatto, quello di stimolare energie morali assopite. Lo sapeva bene Leone Wallenborg quando a fine Ottocento coltivò quello che per le moderne banche di credito cooperativo costituisce il seme originario di Loreggia. Un piccolo progetto in sé, limitato, circoscritto, locale, particolare e non in grado da solo di cambiare le cose per tutti, ma capace nell'idea di rilanciare la discussione, di farsi emulare, di replicare esperienze e di generare una tendenza. Oggi questo si potrebbe definire una moda, quella che per noi dura una stagione e che obbedisce alle regole di un mercato senza regole e senza morale, un mercato drogato dalla fretta e dal concetto malato di consumo, non valori, sterili e poco adatti a far crescere nuove idee e nuovi modelli. Tutto è partito da una straordinaria intuizione di Leone Wallenborg che da Padova ha fondato la prima cassa rurale che noi siamo chiamati a ricordare e a rilanciare per il nostro futuro. Ci siamo chiesti se il modello del credito cooperativo è ancora valido e per fare questo abbiamo ipotizzato un viaggio nel Veneto che produce. Siamo noi che dobbiamo costruire il nostro futuro tramite azioni e fatti concreti che ci permettano di trasformare il nostro modello in armonia con le esigenze del nostro territorio e delle nostre comunità. Oggi è una straordinaria occasione per celebrare questo nostro grande anniversario, ma anche per incontrare le istituzioni e i rappresentanti delle categorie economiche, del mondo culturale e del mondo dell'imprenditoria e discutere assieme a loro sull'esito del nostro grande viaggio e sulle prospettive delle nostre comunità, dei nostri territori e del Veneto. Siamo orgogliosi della nostra storia, perché è la storia di un patto con le comunità che si è rivelato prezioso per le comunità del nostro paese ed è un patto che riteniamo attuale e moderno e crediamo che l'impegno degli amministratori, dei dirigenti, degli operatori del credito cooperativo sui territori sia una garanzia prospettica anche per il futuro, perché il primo requisito di una banca è gestire bene le risorse e il risparmio della gente, particolarmente preziosi in tempi come questi. E nello stesso tempo crediamo che l'impegno verso il futuro sia quello di un coinvolgimento delle persone, di una pratica di democrazia economica estremamente importante anche in termini di tessitura della comunità, della società. Quindi ci piace pensare che BCC significhi non solo banca di credito cooperativo ma banca controcorrente e proiettata verso il futuro. Necessario, se vogliamo pensare ad una nuova idea di sistema bancario, trovare momenti di riflessione, di dialogo e di ascolto, in cui fermarsi e in cui lanciare nuovi semi. Certo, ha detto il governatore del Veneto Luca Zaia, è fondamentale che le banche siano sane, perché la salute delle banche è la salute dell'economia. E Banca d'Italia, nella sua attività di vigilanza, di monitoraggio, di controllo e di indirizzo, ha lanciato un messaggio preciso che parte da una profonda riorganizzazione e rivisitazione delle procedure per rendere le banche più efficienti, più solide patrimonialmente, più organizzate nella rete e più capaci di ottimizzare la gestione dei costi e del personale. Il federalismo bancario nasce con la volontà di dar vita a questa realtà che è cooperativa e quindi tutti i soci sono uguali, non ci sono scalate, ma soprattutto ricordiamolo che sono poi le banche dell'ultimo miglio, cioè quelle vicine al territorio, vicine ai cittadini e quindi interpretano fino in fondo i dettami del federalismo.
Ma non si può dimenticare che il sistema bancario è il socio occulto delle imprese. Pertanto, lo ha ribadito proprio il presidente del Veneto Zaia, anche chi controlla le banche deve avere elasticità nel valutarle, dal momento che le posizioni svalutate determinate dalle difficoltà delle imprese nella crisi hanno creato grandi difficoltà e malessere al sistema bancario, ripercuotendosi in modo molto negativo sull'economia reale e sulla vita delle persone e delle famiglie. L'Italia deve ripartire dalla manifattura e da un cuore artigiano. Lo ha detto chiaramente il professor Stefano Micelli, parlando di futuro e di prospettive per le imprese che producono. Artigiano non significa piccolo rispetto ad industriale, ma significa capacità di personalizzazione del prodotto, capacità di curarlo, capacità di renderlo unico. È questo il punto da cui far ripartire le nostre imprese italiane. La prima sfida da raccogliere è di carattere tecnologico, di digital manufacturing. Necessario incontrare la rete, necessario aprirsi a nuovi mercati, necessario capire e intercettare la domanda e saper operare in uno scenario mutato di commercio elettronico. Ma le nostre imprese devono imparare a raccontarsi. Le più piccole devono superare la cultura del segreto. Il racconto di chi siamo è parte del valore delle nostre merci. L'innovazione produce speranza e mette in moto la voglia e la capacità di imitazione per produrre un circuito virtuoso e positivo. Non è corretto anche a livello economico pensare che occuparsi di etica sia rinunciare ai profitti, sia rinunciare a fare business. La scommessa che credo sia vincente è quella di comprendere che si può lavorare per il bene comune avendo a cuore l'etica, la persona e nello stesso tempo avere successo economico. La legislazione non aiuta, il legislatore non ha occhi per vedere qual è la differenza tra queste banche e le grandi banche e su questo penso che bisogna fare voice, perché non sia che le banche di credito cooperativo siano costrette a diventare quello che non sono solo perché le regole non permettono di farle rimanere se stesse. Per ripartire bisogna iniziare dai poveri, da chi è in difficoltà, ha detto il professor Luigino Bruni. Si riparte quando e dove c'è voglia del non ancora piuttosto che del già. Dove la gente non è affamata, difficilmente si hanno innovazioni grandi e si produce sviluppo e progresso. Quando l'economia asseconda questa legge, non fa altruismo. La cooperazione non è un fattore di bontà, ma di intelligenza di lungo periodo. C'è quindi bisogno di andare a trovare chi ha fame di vita, chi ha spinta verso un'idea, chi può guadagnarci nell'entrare in un progetto, chi è appagato, chi si accontenta e non ha entusiasmo nel mettersi in gioco, non crea progresso né per sé né per gli altri. Oggi dire banche differenti dovrebbe comportare la capacità di instaurare processi di innovazione sociale. Serve un cambio di passo, si dovrebbero includere persone escluse per fare cose innovative, ciò che appunto serve per ripartire. Sia l'etica sia l'economia sono scienze, saperi, realtà umane. Se non fanno i conti con l'uomo, se non si fondano sull'uomo, con l'uomo, se non partono dall'uomo, sono destinate a creare delle disfunzioni che poi alla resa dei conti anche del mercato risultano difettose. In un futuro che si presenta incerto, in uno scenario di debolezza e di crollo dei valori, dove domina il male del relativismo e del pensiero debole e tutto è consentito purché porti profitto e visibilità, come ripartire dal seme di Loreggia e dall'idea di Wallenborg? Dobbiamo riscrivere le regole di questo nostro paese tutti insieme, con la politica, con le associazioni di categoria per poter fare grandi riforme. Lo ha ribadito il presidente di Confcooperative Maurizio Gardini. Anche il welfare, la cultura, il turismo sono grandi opportunità delle BCC nella loro presenza e diffusione territoriale capillare. Quel seme di Loreggia ha un senso perché era il segno di un puntare sulla fiducia.
Una delle cose più belle che ha scritto Leone Wallenborg è proprio questa, e dice: la più potente leva di ogni progresso è la fiducia in se medesimi. Alcuna riforma economica alligna o a forza di durata se è disgiunta dal rinnovamento morale, cioè dal puntare sul rinnovamento di se stessi. Allora la fiducia in se stessi, e ovviamente poi soltanto avendo fiducia in se stessi si può avere fiducia negli altri, è il segno del seme di Loreggia. E noi oggi abbiamo bisogno, come italiani, come cooperatori e come cooperatori di credito, di molta fiducia. C'è bisogno di uno spread spirituale. Questa è la forza che ebbero 130 anni fa, e oggi sarebbe stato un peccato non rinnovarla. Politica dunque che deve ritornare ad occuparsi di comunità, e qua la migliore occasione, in un convegno nazionale organizzato dalla Federazione Veneta delle Banche di Credito Cooperativo a Padova, per invitare e far intervenire un ministro padovano. Le banche di credito cooperativo hanno avuto il grande pregio di saper cogliere in ogni realtà nella quale operano le richieste provenienti dal variegato tessuto imprenditoriale locale, e in questo modo hanno contribuito in maniera determinante allo sviluppo economico, allo sviluppo culturale, civile e sociale di ogni territorio e quindi dell'intero nostro Paese. Ma la speranza arriva dalla grande capacità, tutta italica, di interpretare una ricchissima cultura manifatturiera e di capacità di sperimentazione. Applauditissimo a Padova, in un teatro gremito di banchieri, anzi di cooperatori di credito veneti e italiani, l'intervento del professor Filippo Daverio. Più che un critico d'arte, un antropologo, come lui stesso ama definirsi, nel delineare con lucidità entusiasmante la forza di un sistema che però attraversa uno stato di crisi profonda. Come dire che nella rilettura critica della storia, oggi non tutto è da buttare, anzi. Passa dalla penisola la ricetta della finanza radicata nel territorio, tanto che la lingua italiana non nasce con Dante e la commedia, ma con la lettera di credito, uno strumento che viaggia, che deve essere compreso nella scrittura, nella grafia, nella terminologia. Su di esso, in un sistema di per sé mobile, itinerante, non alieno da rischi e da imprevisti, si fonda quel concetto di fiducia che diventa garanzia di certezze nella banca moderna, anche per le BCC. Le banche italiane si fondano da sempre su questo pilastro, sulla capacità di essere fortemente ispirate dal senso di comunità, di territorio, di famiglia. Non è un caso che qui le banche americane non abbiano attecchito. Dove il sistema di ancoramento della struttura bancaria alla società alla quale appartiene ha funzionato, le strutture bancarie hanno resistito. Laddove invece le strutture bancarie hanno tentato di entrare nell'avventura internazionale del sistema bancario inteso secondo i parametri anglosassoni, mi risulta, avendo letto il giornale recentemente, che abbiano sofferto. Allora, in questa distinzione sta anche la vocazione del sistema bancario italiano e, a mio parere, anche il suo destino. È la cultura italiana, o meglio ancora l'appartenenza al concetto di italianità più ampio, meno geografico, a fare la differenza. Sperimentatori di natura, amanti del bello, capaci di intuirlo e di assaporarlo con la mente prima ancora che con il polpastrello. I sensi, l'esperienza appartengono ad un sapere alto, come lo direbbero i latini, profondo, innato, radicato nell'animo, quasi cromosomico. Ecco che l'Italia può riscattarsi se saprà ripartire da ciò che sa fare meglio, dalla cultura della manifattura, del prodotto, dell'unicità, del saper fare con una marcia in più. Anche le banche potranno essere utili a questo nuovo rinascimento se sapranno esaltare le loro differenze e non cadere nel rischio di diventare marginali. Solo se sapranno sfruttare il loro radicamento nel loro territorio, valorizzando un dialogo strettissimo con il mondo che produce, con l'impresa, conoscendola a fondo e proiettando ciò che di buono c'è verso un'idea di futuro e di sviluppo, prevenendo le criticità e i punti di debolezza. Quali argomenti, quali stimoli, quale consapevolezza lascia questo anniversario per le BCC del futuro e per gli amministratori chiamati a dare un indirizzo di governo a realtà piccole ma insostituibili nel territorio? La storia di Leone Wallenborg e di tutto il sistema cooperativo
che in 130 anni ha veramente fatto risorgere delle popolazioni e dei territori molto in difficoltà, è una lettura molto attuale che permette proprio in questi momenti di grande difficoltà di vedere nella forza delle popolazioni, dei territori, nelle aggregazioni cooperativistiche o comunque sociali, la via per fare squadra. 130 anni hanno determinato 130 anni di sviluppo, di crescita culturale oltre che economica, e noi riteniamo che su quei valori le nostre banche, sui quali hanno fatto forza, hanno anche determinato una crescita. Lo sviluppo è stato determinato anche, se non prevalentemente, dalla presenza delle nostre banche. Dobbiamo ritornare a quei concetti, naturalmente adattandoli alla situazione attuale con gli strumenti operativi che abbiamo come banca, che sono l'innovazione, la tecnologia, ma non perdendo mai di vista quelle che erano le ragioni per cui siamo nati. Come si può non essere solidale con gli imprenditori, con chi fa impresa tutti i giorni e che si trova con le difficoltà che ci sono al momento? Ma come faccio a non essere anche attento e solidale con tutto il mondo bancario che nonostante tutto quello che ci piove addosso sta facendo di tutto per sostenere le imprese sul territorio, cerca di essere nei limiti che gli sono concessi dalle possibilità oggi di erogare un credito che è rischiosissimo, di essere comunque vicino anche alle famiglie e a tutti quanti hanno bisogno di un sostegno. Non possiamo esimerci da sostenere l'economia reale, perché è l'economia reale che ci ha consentito di crescere negli anni. Noi abbiamo fatto nascere aziende, piccole e medie aziende, le regole del gioco sono chiaramente cambiate, però io credo che dobbiamo ritornare a valorizzare il nostro rapporto con le piccole e medie imprese e con le famiglie. Noi non siamo evoluti come magari in qualche altra parte del mondo, proprio come imprenditori. Forse abbiamo speso poco sulla ricerca, non siamo propensi a rinnovarci, abbiamo paura che il nuovo sia in qualche modo negativo, invece forse qualche volta sul nuovo bisogna anche rischiare. Stiamo riprendendo in mano tutte le posizioni fatte con i clienti e con loro cerchiamo di dare finanziamento adeguato. Ecco, su questa situazione noi abbiamo dato ottimi risultati nei confronti della clientela, ottimi risultati per la banca, perché facendo questo abbiamo ridotto di molto il rischio. La vigilanza ovviamente fa il suo dovere, fa il suo mestiere di darci degli indirizzi fondamentali perché il nostro operare sia un operare anche coerente con quello che è un senso così di fare banca anche a livello europeo. E noi comprendiamo questo, ma avremo bisogno che questo possa essere anche declinato nelle dimensioni che le banche credito cooperativo hanno. Abbiamo bisogno di avere la proporzionalità di un sacco di norme che stanno coinvolgendoci nella nostra attività quotidiana, ci stanno portando delle difficoltà anche organizzative che non possiamo affrontare da soli, abbiamo bisogno delle nostre strutture centrali, del nostro impegno, però anche dalla parte normativa dell'Europa che ci dia alcune semplificazioni. Devono essere sicuramente fatte delle differenziazioni tra chi è una banca locale, opera localmente e quindi non ha necessità di utilizzare risorse, utilizzare strumenti che sono extraeuropei o mondiali come fanno altre realtà. Quindi chiediamo una proporzionalità negli atteggiamenti, nella normativa, nella realizzazione di quelle che sono le attività bancarie nostre tipiche. Questo anniversario rappresenta un'iniezione di fiducia e di speranza, non solo per le nostre banche di credito cooperativo, ma soprattutto per le nostre comunità e i nostri territori. In un Veneto che ha saputo da sempre dimostrare grande dinamicità e grande progettualità, un Veneto pieno di idee che vogliamo portare avanti tutti assieme. Tanti auguri Credito Cooperativo, che siano altri 130 anni controcorrente.